Pensiero del giorno. Domenica 8 dicembre. Essere madri e padri di tutti. Col cuore di madre. Facciamo questo proposito. Mi comporterò con tutti i miei vicini che incontro o per i quali lavoro come se fossi la loro madre. Una madre riceve sempre, aiuta sempre, aspetta sempre, copre sempre tutto. Una madre perdona tutto a suo figlio, anche se è un criminale, un terrorista. L'amore di una madre è davvero molto simile all'amore di Cristo, di cui parla Paolo. Lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetti 1-13. Se abbiamo il cuore di una madre, o meglio, se intendiamo avere il cuore della madre per eccellenza, Maria, saremo pronti ad amare gli altri in ogni circostanza. Ameremo tutti, e non solo i membri della nostra Chiesa, ma anche quelli di altre chiese. Non solo i cristiani, ma anche i musulmani, i buddisti, gli indù e così via. Anche alle persone di buona volontà. Anche a ogni essere umano sulla terra. Perché la maternità di Maria è universale, così come universale è stata la redenzione. Chiara Lubic, L'arte di amare, Cittanuova Editrice. Parola di vita. Dicembre 2024. Nulla è impossibile a Dio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 37.